Sale ancora il numero dei contagi, 522 in Calabria nelle ultime 24 ore con 3.600 tamponi. Crescono anche i ricoveri per la prima volta sopra quota 400. Arriveranno 230.000 dosi di vaccino in aprile, tante quante ne sono state somministrate fino ad oggi. Domani consegna di 35.500 dosi di AstraZeneca e Moderna, ma in attesa che accada tutto ciò, la Calabria arranca, mancano i vaccini per la seconda dose. Ci sono tante storie di palese ingiustizia che si incontrano in questa difficile prova di civiltà che è la campagna vaccinale, soggetti fragili non pienamente esclusi. Anche oggi la situazione dei ricoveri per Covid è molto delicata, il personale sanitario è sotto pressione, manifestazione di interesse per l'assunzione di 30 infermieri e OSS. Atto intimidatorio ai danni di una concessionaria di automobili a Cosenza, un uomo ha cosparso di benzina alla porta d'ingresso dell'autosalone e gli ha dato fuoco. Buonasera dalla redazione TG10, dunque subito in apertura i numeri del Covid che sono purtroppo anche oggi numeri da record per quanto riguarda i positivi con 3.600 tamponi e ci sono anche ricoveri, è stata superata ormai la soglia dei 400 ricoveri, siamo a 408 e siamo sopra la soglia di allarme, almeno per quanto riguarda i ricoveri in area medica, mentre siamo ancora al di sotto con le terapie intensive. Ma vediamo il quadro generale della situazione in Calabria con una specifica su Cosenza, la provincia, che è la situazione più delicata in questo momento nella regione. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 631.063 soggetti, più 3.656 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 47.480, più 522 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 171, a Catanzaro 135, a Crotone 80, a Vibo Valentia 34, a Reggio Calabria 102, da altra regione allo stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 408 nei reparti di malattie infettive e 34 nelle terapie intensive, 4 vittime nelle ultime 24 ore, 823 in totale dall'inizio della pandemia. Sui 171 casi rilevati in provincia di Cosenza sono 4 i nuovi ricoveri nell'azienda ospedaliera dell'Annunziata, 8 gli accessi al pronto soccorso, inoltre 6 pazienti già positivi a domicilio sono stati ricoverati in ospedale. Fin qui la questione contagi, naturalmente si cerca di contrastare questa terza ondata che per il momento dal punto di vista numerico è quella più importante per la nostra regione e c'è attesa per l'arrivo di 230.000 vaccini entro fine aprile, come è stato annunciato dal generale Figliuolo durante la visita qui a Cosenza e in Calabria. Nel corso della visita aveva parlato quindi di un arrivo massiccio di vaccini. Oggi la Fondazione Gimbe rivela come la somministrazione di vaccini alla categoria genericamente definita come altro sia nella nostra terra pari al 18,3% contro una media nazionale dell'8,7%. In Calabria entro fine aprile sono attese 230.000 dosi di vaccino. Sarebbe questo il risultato concreto prodotto dalla visita del generale Figliuolo nei giorni scorsi nella nostra regione. Il numero è importante se si pensa che finora, e cioè da gennaio ad aprile, in circa 4 mesi sono state inoculate nei nostri centri vaccinali 262.881 dosi, pari all'81,1% delle fiale consegnate, per un totale di 323.990, secondo i dati resi noti dal Ministero in una classifica italiana che ci vede piazzati stabilmente all'ultimo posto. Se dopo Pasqua arriveranno le fiale si potrà finalmente accelerare. Al momento nella nostra regione è stata completata la vaccinazione del personale sanitario, gli ospiti dell'RSA, una parte significativa degli over 80, delle forze armate, del personale scolastico. Come vedete nella tabella ufficiale ci sono inoltre numeri importanti racchiusi da una voce generica, altro così è scritto senza ulteriori spiegazioni. La Fondazione Gimbe a tal proposito rivela che la percentuale dei vaccini somministrati è pari al 18,3% contro una media nazionale dell'8,7%, più del doppio per intenderci. Chi sono ne avevano davvero diritto? Di certo restano i problemi. Oggi nella sola provincia di Cosenza disponibili 3.000 dosi Pfizer che
che non coprono il fabbisogno, tanto che in alcuni comuni si è dovuto rimandare per la somministrazione della seconda dose, lontani, molto lontani da esempi come Israele, dove a maggio si pensa di iniziare la vaccinazione degli adolescenti nella fascia compresa tra i 12 e i 15 anni, dopo l'annuncio dei laboratori Pfizer e Biotech per il loro vaccino, che è efficace al 100% in questa fascia d'età. In Italia, dopo la Liguria, anche il Lazio annuncia che dal 20 aprile sarà possibile la vaccinazione in farmacia per le persone che hanno un'età tra i 55 e i 60 anni. In fondo allo stivale la Calabria arranca. Intanto è di poche ore fa la nomina da parte del Consiglio dei Ministri di 2 subcommissari, Angelo Pellicanò, originario di Reggio Calabria, e Michele Ametta, 2 manager esperti nella gestione di grandi ospedali, che affiancheranno il commissario Longo in una fase complicata, sottolineata dai dati della Fondazione Gimbe, che rivela come nell'ultima settimana di marzo è peggiorato in Calabria il dato dei positivi, con un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente del 15%. Sulla questione vaccini, domani 35.500 dosi fra AstraZeneca e Moderna, molto più di AstraZeneca e qualche migliaio di Moderna arriveranno in Calabria, lo comunicano le Poste Italiane, che sono l'azienda che porta qui in Calabria le dosi di vaccino, arrivano a Cosenza e poi vengono distribuite per i vari centri. Per quanto riguarda invece la voce altro e quindi questo numero enorme di vaccini che non si sa a chi siano andati oltre ai soggetti fragili, il presidente della commissione anti-'ndrangheta Antonio De Caprio, ha convocato l'organismo consiliare per il prossimo 7 aprile al fine di sentire Guido Longo e poi gli altri dirigenti e fare luce su questa criticità. Ci si chiede, sono state utilizzate 52.000 dosi per una generica categoria altro, ma altri chi? A chi sono state iniettate le dosi? E questo è il quesito rispetto al quale chiedo la verità, dice De Caprio, così come sull'utilizzo delle fiale di vaccino. Vedremo quali saranno gli esiti di queste inchieste. Intanto ripartita nell'area urbana cosentina la campagna vaccinale per gli over 80, entro sabato molto probabilmente si concluderà la fase del richiamo per immunizzare la popolazione più anziana che ha già ricevuto la prima dose. Noi siamo andati a Cosenza, Rende e Castrolibero. 237, qua, andiamo. Attendono il proprio turno gli anziani che questa mattina presso la palestra di Via degli Stadi a Cosenza hanno effettuato la seconda vaccinazione dopo i ritardi per la mancanza di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. In tanti hanno affollato il piazzale con trepidazione prima di effettuare l'accettazione e poi successivamente l'inoculazione del siero. 6 le postazioni attive, solo ieri a Cosenza 4.000 le vaccinazioni effettuate, un'accelerata per chiudere una volta per tutte la campagna riservata agli over 80. La seconda dose questa. A che ora avevate appuntamento? Alle 10:30. Quindi state aspettando il vostro turno? Aspettiamo il turno, ancora mezz'ora è passato. Sono passati 21 giorni o qualche giorno in più? No, giusto. Sono giusti 21, proprio preciso. Eravate preoccupati di non poter fare il richiamo? No. Però sentivo per radio e sentivo a Tenne che dicevano che dovevano arrivare martedì e forse sono arrivati. E poi siete stati richiamati? No, noi già avevamo l'appuntamento, però avanti ieri ci hanno chiamati per anticiparci l'orario. Ieri, dalle 12 alle 10:30. Marito e moglie sono arrivati insieme e la signora è contenta del richiamo. Come no? Arrivano anche dai paesi limitrofi. Da Donnici. Era il giorno prestabilito oppure vi hanno richiamato? No, è il giorno prestabilito. Alcuni anziani sono rimasti in auto in attesa del proprio turno, quasi tutti erano accompagnati da parenti e amici. A Castrolibero fino a sabato attraverso 2 sedute giornaliere si effettuerà il richiamo per concludere la vaccinazione degli over 80. Mio marito il richiamo, le cose qua vanno benissimo, non c'erano vaccini, ecco perché non andavano, si era bloccato il tutto, se no vanno benissimo le cose.
E anche a Renne, dopo le polemiche dei giorni scorsi, la vaccinazione è ripartita e presso il parco acquatico il personale sanitario e i medici di base hanno scaglionato gli appuntamenti per evitare code e assembramenti. Mia mamma. Il richiamo della... Il richiamo, sì. Siete stati avvisati in tempo? Sì, tutto organizzato. E adesso andiamo a Di Pignano, dove c'è una situazione di stallo, a differenza di altri comuni dove si è andati avanti con la campagna vaccinale, ma è stato tutto risolto anche dopo un nostro servizio. Vediamo. L'ASP aveva dato rassicurazione al sindaco durante la nostra diretta di 3 giorni fa. Anche Di Pignano, forse unico comune in Italia che ancora non aveva ricevuto neanche una fiala del vaccino, potrà iniziare la campagna vaccinale per gli over 80 e così è stato. Ieri l'arrivo di 180 dosi di Pfizer e oggi si concludono le vaccinazioni per gli ultraottantenni nel centro allestito dall'amministrazione comunale. Finalmente anche Di Pignano ha potuto iniziare la sua campagna vaccinale, anche grazie al vostro intervento. Abbiamo già somministrato 108 dosi, nel pomeriggio continueremo e completeremo le 180 destinate alla nostra comunità. Emozionati gli ottogenari di Di Pignano che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Io sono passato d'età e allora a me cammina sempre con questa mascherina, queste cose, e un vaccino è una cosa utile. Ho un poco di tensione per quando succede che fa male, fa bene, quindi se no va benissimo così. Ne facessi nato subito. È una cosa buona, per salvare alcune persone che ne sono morte assai. 4 i medici di base impegnati nella campagna vaccinale. I medici di base sono sempre pronti a fare il loro dovere. Basta che arrivano i vaccini. Come medico alcune volte non so come bisogna fare per far sì che le categorie fragili si possano vaccinare, perché si parla di piattaforma, ci sono delle nuove cose che sono uscite alcuni giorni fa. Come fa un paziente fragile, un paziente oppure di 80 anni, di 79, 78 a prenotarsi in queste piattaforme? E né i medici di base possono fare questo. I medici di base ormai si lavora dalla mattina alla sera, non ci chiedete di più. Ci sono tante storie di ingiustizia che si incontrano in questa difficile prova di civiltà che è la campagna vaccinale. Ci sono tanti soggetti fragili che sono stati e sono esclusi. Vi raccontiamo la storia di Roberto Giacomantonio. Alcune categorie considerate fragili ancora fuori dalla campagna vaccinale. La denuncia sui social è di Roberto Giacomantonio, disabile, che parla di vergogna e incapacità. Io ieri ho scritto un post raccontando quella che è la mia esperienza, ma poi non è solo la mia esperienza, su tutti i tentativi che ho fatto per prenotare questo vaccino, cioè dal numero verde del Ministero alla piattaforma, e poi circolavano tanti numeri, circolavano indirizzi di posta elettronica della Regione Calabria, e alla fine ieri mi è arrivato pure un link di Google dove dovevo praticamente spiegare che cosa era successo e richiedere di nuovo di essere inserito. Non c'è nessuna risposta a tutto questo, nessuno risponde. Chi non riesce a prenotarsi rimane fuori. Ora, quello che voglio dire io è che subentra un sentimento di pudore e frustrazione. Forse era il caso di non annunciare la vaccinazione dei disabili se non erano pronti a vaccinare le persone con disabilità. Io onestamente non mi metto mai a giudicare, certo è un po' sconfortante. Io voglio dire una cosa. Tra l'altro, facendo quei post su Facebook che faccio, mi contattano delle persone dicendo cosa possiamo fare e io non lo so cosa possiamo fare. Io so che ho vissuto in questo periodo un'ansia che non era nella mia vita, cioè che ogni giorno a provare a fare questa prenotazione, e questa cosa l'hanno vissuta tante persone. Mi ha contattato stamattina una signora conosciuta ai tempi in cui lavorava all'università, che con la figlia è chiusa da più di un anno perché ha una malattia genetica e non può prendere il Covid. Poi dobbiamo capire che c'è gente che non se lo può proprio permettere, non la può giocare la partita del Covid, che è pericolosa per tutti,
ma c'è gente che non la può giocare. Beh, anche non vendere false aspettative, no? Ripeto, tante persone magari vivevano l'ansia come l'abbiamo vissuta tutti, però diciamocelo con franchezza, per le persone con disabilità questa pandemia è stata un massacro. Cioè, molte persone, io non voglio fare l'elenco delle cose che hanno perso, ma la socialità, che è un aspetto fondamentale per l'inclusione delle persone con disabilità, è stata negata. Allora, mettiamoci, voglio dire, calmiamo e diciamo le cose con franchezza. E fa male, cioè, vedere questa situazione, fa male. Forse ripeto, non annunciarla proprio o magari organizzarsi in un modo diverso, perché io poi penso che tra l'altro alcune patologie vada somministrato il vaccino, e lo dico da ignorante ovviamente, sotto osservazione medica. Io per esempio, dopo che ho sentito questa signora stamattina, se dovessi riuscire a prenotarmi, cederò il mio posto alla figlia. Cioè, non è possibile questa cosa, che una persona stia in casa chiusa. Questa cosa è allucinante, è fuori dal mondo. Un'altra storia di questo genere ce la racconta Cristina Gazzaruso, che ha tentato invano di prenotare un suo familiare. È da più di una settimana che cerco di prenotare un soggetto fragile della mia famiglia, ma invano. Sulla piattaforma dedicata è praticamente impossibile, perché ogni qualvolta inserisco i dati mi rimanda un messaggio di impossibilità perché non ci sono centri vaccinali disponibili. Allora, arrivato a questo punto, ho consultato il sito della Regione Calabria, sul quale sito era presente un indirizzo email con un modello dedicato per i soggetti fragili, che ho compilato e ho inviato, ma non ho avuto nessun riscontro. E infine ho utilizzato quest'ultimo modulo, che è presente anche sul vostro sito, ma ad oggi non ho avuto alcuna risposta. Allora mi chiedo, che cosa bisogna fare affinché un soggetto fragile veda soddisfatto il proprio sacrosanto diritto di sottoporsi alla vaccinazione? La piattaforma non funziona. Abbiamo detto dei 408 ricoveri nei reparti di area medica per Covid, sono stati attivati nuovi posti letto all'Annunziata di Cosenza, nell'ospedale di Spock della provincia aumentano i ricoveri appunto. Oggi c'è stata una manifestazione di interesse all'Annunziata per il reclutamento di infermieri e operatori sociosanitari. I pazienti Covid in attesa di ricovero nella tenda del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, purtroppo una costante in questi giorni di emergenza. Necessario aumentare i posti letto nel reparto di medicina. 2 giorni fa esattamente abbiamo chiuso temporaneamente la medicina Valentini generale per trasformarla in medicina Valentini Covid. Allo stato attuale abbiamo 10 posti letto che entro oggi e domani diventeranno 20, fra l'altro ci siamo già messi in contatto con il pronto soccorso. Nella giornata di oggi, nel pomeriggio tarda serata, arriveranno altri 4 pazienti che sono presenti al pronto soccorso, 20/30 persone affetti da Covid, che saranno smistati anche nella unità operativa di medicina Valentini Covid. Bisogna dire anche che c'è la Covid geriatria, c'è la pneumologia, malattia infettiva, la subintensiva, anche la rianimazione. Sono dei dati purtroppo allarmanti, però finché non c'è una responsabilità da parte dell'utenza, noi possiamo aprire 1000 reparti Covid, non basteranno mai. Anche gli ospedali Spock, lo ha deciso l'azienda sanitaria provinciale, hanno incrementato i posti letto Covid, più 12 a Paola, più 18 a Corigliano Rossano, più 16 ad Acri, più 12 per la subintensiva all'Annunziata, personale risicato e in difficoltà. Ne mancano tantissimi, anche perché da oggi... A doppi turni? Sì, in regime anche di straordinario, una manifestazione di interesse per assumere personale infermeristico e OS che andranno a supportare quelle che sono le varie unità operative Covid, che sono naturalmente in netto proprio disagio. In vigore da oggi le nuove linee guida. Per dare possibilità anche a un percorso adeguato dei pazienti che arriveranno, cioè per quello che noi possiamo fare. E lì voglio sottolineare una cosa molto importante, anche il territorio ci deve dare una mano,
perché se non a caso se il pronto soccorso viene intasato da persone che arrivano al di là poi dei pazienti Covid, ma altri, non c'è un filtro, non c'è rete fra i medici di base, non c'è rete fra il territorio, avremo sempre questo pronto soccorso che sarà sempre e in ogni caso così affollato da persone, e in questo caso naturalmente con questa emergenza facciamo in modo e ci affidiamo al buon senso delle persone. Buonsenso con l'aumento del contagio in zona rossa, soprattutto durante le festività. Vediamo come si stanno organizzando i controlli a Castrovillari. Castrovillari si organizza con un'azione di vigilanza richiesta dalle vigenti misure anti-Covid per le prossime festività di Pasqua legate ad evitare spostamenti e assembramenti. Il coronavirus circola tra di noi, ha sottolineato il sindaco Mimmo Lopolito durante una riunione con le forze dell'ordine, e questo non può far abbassare la guardia. La situazione attuale che ci vede come Calabria in zona rossa significa che è una situazione non buona e tutti noi ci siamo resi conto un po' dappertutto, ma non vorrei criminalizzare il nostro territorio, ma un po' in tutta Italia, che ci sono soggetti che non sono abituati a rinunciare a nulla, quello che io chiamo superfluo, e allora proprio per evitare che questo superfluo per qualcuno possa diventare un problema per altri, ho fatto una riunione con tutte le forze dell'ordine perché inizieranno i controlli, in modo particolare in quei luoghi dove sappiamo che si svolge maggiore assembramento, che sono zone della città piuttosto che attività dove spesso abbiamo notato un assembramento di persone, e ovviamente i controlli nel giorno di Pasqua, nei giorni di Pasquetta, come abbiamo fatto lo scorso anno con posti di blocco dislocati su tutto il territorio comunale, proprio per evitare che quel momento di convivialità, che in altre situazioni è bello, vale a dire la Pasquetta, quest'anno come lo scorso anno possa portare problemi. Quindi non organizzate iniziative, attività come negli anni precedenti, perché non sono consentite e saranno accertate e sanzionate. La cronaca, atto intimidatorio ai danni di una concessionaria di auto a Cosenza, un uomo ha cosparso di benzina il portone d'ingresso dell'autosalone e gli ha dato fuoco. Ecco cosa resta di quanto avvenuto stanotte. Solo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse a tutta la concessionaria e coinvolgesse le vetture parcheggiate all'interno dell'autosalone. La vetrata del portone d'ingresso è andata in frantumi e le pareti si sono annerite. Questa mattina gli operai si sono messi al lavoro per rimettere a posto tutto, un avvertimento rivolto ai proprietari della concessionaria, forse a scopo estorsivo. Sull'accaduto sono in corso indagini della squadra mobile di Cosenza, che nelle prossime ore spera di chiudere il cerchio su chi e perché ha agito. E adesso l'economia con la nostra rubrica sulla borsa. Chiusura per lo più positiva per i listini del vecchio continente, in linea con l'andamento di Wall Street. Ieri Joe Biden ha presentato un programma da 2.250 miliardi di dollari incentrato sulle infrastrutture e le reti di utilities che conducano alla decarbonizzazione, mentre nelle prossime settimane verrà annunciato un piano analogo per la sanità e il welfare. A preoccupare parzialmente gli operatori sono l'aumento dell'inflazione e dei tassi, oltre all'incremento della corporate tax, precedentemente abbassata da Trump per finanziare il piano, misura che potrebbe incontrare le resistenze dei repubblicani al Congresso, ponendo degli interrogativi sul lungo iter per approvare il programma. In Europa la priorità resta la lotta alla pandemia, con il presidente francese Emmanuel Macron che ha ordinato il terzo lockdown nazionale e le campagne di vaccinazione che continuano a stentare. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia gli scambi in progresso dello 0,2%, ben intonato come il DAX di Francoforte a più 0,7%, il CAC 40 di Parigi a più 0,6%, il FTSE 100 di Londra a più 0,4%, mentre termina sostanzialmente invariato l'Ibex 35 di Madrid a 0,1%. Oltreoceano guadagnano terreno il Dow Jones a più 0,3%, l'S&P 500 a più 0,8% per la prima volta sopra i 4.000 punti e il Nasdaq a più 1,4%.
Sul Forex l'euro-dollaro risale lievemente a 1,177, mentre il cambio tra biglietto verde e yen resta poco mosso a 110,6. Riducono i guadagni le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,8% a 63,2 dollari e il WTI a più 1,1% a 59,7 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund resta in area 95 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,63%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap si mettono in luce i titoli del comparto healthcare con acquisti su Recordati a più 2,2%, Diasorin a più 2,2% e Amplifon a più 2,1%. Bene anche STM a più 1,7%, sostenuta dal piano di TSMC che intende investire 100 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni. In calo invece Inuit a meno 0,7% e le utilities. Grazie e buon proseguimento di serata. E adesso il meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'alta pressione nordafricana, che ha dominato soprattutto sull'Europa centrale e occidentale e sul nord Italia, sta progressivamente ritirandosi. Sulla Calabria il tempo sarà ancora variabile con qualche disturbo e temperature in lieve aumento. Domani al mattino nubi sparse su Calabria centrale e settentrionale, nel pomeriggio formazione di altra nuvolosità sulle aree montuose, con possibilità di brevi piovaschi su Pollino, Alto Cosentino Ionico, versanti orientali della Sila e Marchesato Crotonese. In serata passaggio di nubi medio-alte sul Reggino, temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Domani venti dai quadranti meridionali, moderati sullo Ionio che infatti dal pomeriggio in corrispondenza dei suoi bacini reggini, catanzaresi e crotonesi diverrà mosso. Gli altri mari saranno quasi calmi o poco mossi con venti deboli di direzione variabile sul Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.